Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con questo caffè virtuale di Caffè Italia. Sempre qui con me c'è Filippo Pavan Bernacchi. Ciao Filippo. Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Ecco, la nostra intenzione è quella appunto di commentare come si faceva solo poche settimane fa al bar le notizie che durante la colazione. Filippo, non ci sono grossissime novità, almeno da quello che ho visto io oggi nei giornali. Te hai individuato qualche notizia mentre sorseggiamo il nostro caffè, che può essere interessante discutere oggi? Credo che la notizia del giorno sia il Consiglio dei Ministri che deciderà i nuovi provvedimenti perché si profilano una serie di restrizioni molto importanti che culminerà probabilmente con un lockdown totale a Pasqua. Sì, praticamente come dicevamo anche ieri è cambiato il governo, ma diciamo, la sostanza almeno non ci sono per il momento dei grossissimi cambiamenti in vista, quindi continuano le zone colorate e si prevede anche una Pasqua che sarà un po' fotocopia del Natale, Filippo. Sì, diciamo che è vero che è la fotocopia del Natale, però c'è l'aggravante che in un anno siamo ancora qui a pensare a delle chiusure totali, non siamo stati in grado di dare una risposta diversa, perché le chiusure totali, se fanno molto bene probabilmente alla parte sanitaria perché riduciamo i contagi, dall'altra uccidono la nostra economia, perché questo è quello che sta succedendo. Sì, ecco, questo diciamo, abbiamo visto che è cambiato anche il nome, adesso non vogliono più chiamarli ristori, il governo Draghi ha cambiato il nome, diciamo, di questi interventi a sostegno, però appunto li stanno ancora aspettando gli esercenti. Ecco, sì, quindi speriamo che ci sia un cambio di passo, anche se però appunto almeno da quello che leggiamo in queste ultime settimane non è che vediamo delle azioni effettive in questo senso. Ma credo che ci voglia tempo, perché a voler essere buoni non penso che Draghi abbia la bacchetta magica. Si trova a governare una macchina statale molto complessa e molto burocratica, perché poi ci sono anche le competenze delle regioni che si interfacciano con quelle dello Stato, e quindi poi ci sono le ordinanze dei governatori, possono essere le ordinanze dei sindaci. Non è una materia facile, certo è che è difficile una discontinuità con gli stessi ministri tendenzialmente che c'erano prima, le chiave sono le stesse, rendiamoci conto. E infatti adesso vedremo anche con appunto questo nuovo DPCM che andrà in onda, che andrà varato proprio domani, quali sono anche i rapporti in campo tra chi appunto è più per le aperture e chi invece tenderà sempre di più, diciamo, a una chiusura. Anche Speranza, lui e anche Patuanelli, sentivo appunto che nel suo intervento prevedeva una chiusura completa proprio come il Natale. Sì, andiamo verso, sembrerebbe due forme diverse di provvedimenti. Allora, il primo è questa chiusura totale, questa zona rossa nei weekend, che è una misura che io condivido, che è alternativa alla chiusura totale dal lunedì alla domenica, ed è resa necessaria dalle scene che abbiamo visto in giro, perché appena mollano un attimo i cordoni abbiamo visto che c'è gente, ci sono assembramenti, casino, c'è gente senza mascherina, tutti fuori dai bar, tutti a passeggio nelle zone del centro, e quindi è impossibile governare con il buon senso gli italiani, bisogna per forza andare un po' più che con il bastone che con la carota, e questo ci rendiamo conto. Poi per quello che riguarda invece le zone rosse, probabilmente ci sarà un nuovo parametro, cioè si va sopra i 250 casi ogni 100.000 abitanti, si va in zona rossa.
del Veneto adesso siamo sopra i 200, che la provincia di Padova superasse questo parametro, quindi in teoria andremo in zona rossa. Io spero di no, perché vi dico, capisco i contagi, capisco poi anche che abbiamo 100.000 morti, l'età media in questo momento dei decessi è attorno agli 80 anni, però l'economia, non possiamo morire economicamente, distruggere tutta la nostra economia. Certo. Ecco, stiamo appunto aspettando, come dicevamo anche ieri, gli effetti di questi vaccini e soprattutto che questa vaccinazione di massa avvenga. Sentivo che anche Confindustria si è espressa e ha voluto mettere a disposizione anche le proprie aziende come spazi, diciamo, in cui effettuare i vaccini. Quindi ogni azienda, l'idea sarebbe quella, ogni azienda medio-grande potesse fare già in azienda i vaccini per i propri dipendenti, e quindi sarebbe un modo per snellire, però ci vogliono i vaccini. Infatti, più che un problema di spazi, è un problema sia di vaccini e sia di chi poi somministra il vaccino. Per esempio, se prendiamo lo Stato di Israele, che in tema vaccini è molto molto avanti, perché ha vaccinato una larga fascia della popolazione, sta procedendo a ritmi serrati, loro lo possono fare perché sapete che ogni cittadino israeliano deve fare 3 anni di servizio militare, e quindi ogni cittadino israeliano è abilitato alle cure infermieristiche, che fa parte del pacchetto di essere un soldato in Israele in una zona di guerra. E qui è l'unizione, quasi tutta la popolazione che può fare le iniezioni, noi invece questa opportunità non ce l'abbiamo, per cui è vero, ci vuole sia il vaccino e sia anche chi lo somministra. E poi soprattutto non è un vaccino, diciamo, è un vaccino che ha bisogno anche di capire se ci sono degli effetti collaterali, di ospedalizzare subito il soggetto, ecco. Quindi c'è anche, non è una semplice iniezione, è una semplice iniezione, però bisogna anche pensare che qualcosa potrebbe andare male, bisogna essere pronti. Certo, ecco, parlando appunto di vaccinazioni, abbiamo capito che sì, sappiamo che purtroppo il problema è anche appunto avere le dosi. Il ministro Speranza sempre ieri ha detto che saranno in arrivo anche per fine mese altre dosi, e nel terzo trimestre, però terzo trimestre significa andare verso fine anno, dovremo avere l'abbondanza di queste dosi. Ecco, ti porto un attimo su un tema un po' diverso che abbiamo accennato prima, che riguarda sempre appunto le difficoltà economiche che stanno vivendo le attività commerciali, perché appunto queste chiusure certo non fanno bene. Non so se hai visto questo sfondo, ovviamente io non sono in questo locale, questo sfondo mi è stato inviato da un mio conoscente, è il suo locale, non vuole che gli faccia pubblicità, proprio perché per far capire che i locali sono chiusi, sono belli ma sono chiusi, e quindi è un segno anche di star vicino ai ristoranti, ai bar, anche in questo piccolo modo. Ecco, quindi lo dico a tutti, chi vuole ci invii pure, mi mandi pure magari la foto del suo locale, che noi la metteremo qui come sfondo dietro, per essere vicini appunto a tutti i ristoratori e al settore del turismo, che in questo momento veramente, pensando alla Pasqua, ci sarà veramente da soffrire per loro. Sì, più che da soffrire, siamo a un livello superiore, perché chiamali ristori, chiamali provvedimenti economici in aiuto delle attività, sia quelle chiuse sia quelle che hanno delle forti diminuzioni di fatturato, non sono assolutamente sufficienti per mantenere in piedi le attività. Infatti tantissimi stanno chiudendo e probabilmente non riapriranno neanche più, non hanno la forza economica per rimanere aperti, e stiamo distruggendo un tessuto economico che poi ci voglieranno anni a riprendere. E quindi i provvedimenti, diciamo, che erano stati promessi o non arrivano, o arrivano in misura assolutamente insufficiente per poter mantenere le attività aperte.
Certo, guarda, io proprio l'altro giorno parlando con delle persone del settore del benessere, in particolare delle palestre, mi ha detto proprio chiaramente, guarda, se chiudono ancora io questa volta non posso più riaprire, perché appunto Certo. non ce la fanno fisicamente, economicamente, e quindi sì, diciamo che questa vaccinazione probabilmente doveva essere programmata molto prima e magari dando subito precedenza ai più fragili, però magari con una forza quasi militare come suggerivi te e come ha dimostrato appunto Israele. Adesso a capo della protezione civile finalmente è stato messo il generale Figliuolo, che arriva dall'artiglieria da montagna, e quindi sicuramente sulla logistica avremo un'impronta diversa. Immagino però che il generale Figliuolo si troverà in una situazione molto complessa da gestire, fatta da anni, dove abbiamo disinvestito nella sanità e quindi abbiamo una serie di eccellenze che avevamo, e quindi abbiamo anche una capacità operativa molto ridotta. Sicuramente un generale degli alpini in quel ruolo potrà fare molto bene con gli strumenti che gli verranno messi a disposizione dal governo Draghi. Ecco, una curiosità, Filippo, visto che te, diciamo, hai avuto anche precedenti ruoli anche proprio in ambito militare. Ecco, il generale che è stato messo adesso al coordinamento di questa pandemia, lui risponde come militare secondo te o come uomo, diciamo, con un incarico, diciamo, privato? Qual è la tua idea? Ma io credo che che risponda non dal punto di vista della gerarchia militare, ma che sia come una sorta di prefetto, no? Per cui il prefetto risponde direttamente al governo, pur coordinando sul territorio tutte le forze di polizia, i carabinieri, la finanza, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente non è stato affidato all'esercito quel ruolo, ma è stato affidato a un uomo dell'esercito. Ok, sì, era appunto un dubbio, un'idea che mi passava per la testa. Ecco, perché mi veniva a pensare che prima Arcuri invece aveva quella famosa immunità che praticamente, data anche dall'emergenza, senz'altro poteva disporre di qualsiasi cosa senza avere ovviamente nessuna penalità in caso appunto di scelte poco oculate. Ecco, quindi in questo caso non credo che lui abbia lo stesso scudo. Cosa pensi? Ma io penso di sì, perché quel ruolo lì, che fa parte comunque del concetto legato anche al capo della protezione civile, fa saltare tutti gli iter burocratici, per cui consente di saltare tutte quelle pastoie che bloccherebbero ogni tipo di azione, no? Quindi in caso di emergenza bisogna dare dei poteri straordinari, perché se no non ne usciamo. Ecco, tu hai detto una cosa che devo dire che non mi trovo d'accordo. Tu per esempio partesti dal vaccino. Questa è una guerra sotto un certo punto di vista, sanitaria ed economica, per cui prima vaccino tutta la parte che lavora dello Stato, perché se un vaccino la parte che lavora non riparte l'economia, poi questo Stato non può stare in piedi. Cioè, chi paga le tasse? Chi paga le tasse per mantenere in vita anche una macchina burocratica che costa 800 miliardi l'anno, mi pare, no? Quindi non possiamo bloccare il motore economico in guerra. Nella prima e la seconda guerra mondiale si dava priorità a chi lavorava nelle fabbriche per produrre materiale bellico e ai soldati al fronte. E in questa bisognerebbe fare la stessa cosa. La priorità era scuole chiuse, perché finta di aprirle e poi chiuderle non è produttivo. Quindi per salvaguardare le categorie
più esposte, che sono gli anziani, che poi sono a contatto con i giovani, bisognava avere il coraggio, con tutti gli annessi e connessi, ma di mantenere la didattica a distanza, perché aprire le scuole, anche se voi vedete quando le abbiamo aperte alla fine dell'anno scorso, e da lì sono ripartiti i contagi, perché vuol dire poi affollamento dei mezzi pubblici e quindi l'aumento del contagio. Certo, sì, no, la valutazione che dicevo io era, e penso che sia stata fatta, è che ovviamente le persone over 80 numericamente sono minori, sono i più fragili, però in teoria sono anche il numero minore rispetto a tutto il resto della popolazione, quindi avere magari agito velocemente e tempestivamente su di loro dava più tranquillità. Insomma, è un po' le valutazioni da fare, no? Però vedi che le varianti del virus adesso cosa portano? Sì. Portano a persone che anche anni che si stanno ammalando, e quindi la contagiosità sta scendendo, perché il virus e chi ha avuto la pazienza di informarsi un po' quando è esplosa la pandemia, non è pericoloso in sé per sé come l'abbiamo visto ad aprile, ma è pericoloso per le mutazioni successive, perché ogni volta che si trasmette muta leggermente e può mutare in meglio o in peggio, può essere più contagioso o meno contagioso, può essere più letale o meno letale, e il vaccino potrebbe essere efficace, ma nelle mutazioni anche non essere così efficace. Per esempio, notizia di ieri, pare che i tamponi rapidi non rilevino le mutazioni, lo dice l'Università di Padova nel mattino di ieri. Quindi la situazione è complessa ed è mobile, e quindi confidiamo nella politica che sappia dare le risposte corrette. Certo. Bene, Filippo, non so te, ma io devo andare a lavorare, come si dice, nel senso che questa pausa Io caffè... io continuo. Ecco, questa nostra colazione per oggi termina qui, quindi l'appuntamento è con chi vuole domani mattina, sempre qui a questo caffè virtuale di Caffè Italia. Grazie a tutti e ciao Filippo. Grazie.